come una sirena, ti vorrei insegnare l'equilibrio. Anni fa, quando Leni ha deciso di uscire dalla chimica, non se n'è presa la briga di sporcarsi le mani. Noi siamo qui dentro, commissariati, non possiamo abbandonare gli impianti e non siamo pagati. 176 metri, 170, 176 spregi. E con questo tipo di proteste, tranquille, civili, non violente, abbiamo riavvicinato anche la popolazione a pensare bene della chimica. Non c'è un'assunzione di responsabilità, non c'è un senso comune che intervenga per la difesa del lavoro. Ti farei volare sulle onde, sulla vita come un'altalena, e parlare pure con i pesci, come una sirena. Ti vorrei insegnare l'equilibrio, sopra un mare che sempre è tempesta, per vivere il tuo tempo e starci bene dentro. Io non ho nessuna formula per voi, però vi posso consigliare solamente di cercare di mettere, in qualche modo, di raccontare la vostra storia attraverso la scrittura di un romanzo oppure uno spettacolo teatrale. Vilnius 176 è prima di tutto un racconto di una società che è cambiata di fatto. Sono stati gli operai della Vilnius che mi hanno chiesto se mi sarebbe piaciuto raccontare un po' la loro storia, perché avevano la necessità di condividerla. Così iniziano a raccontarmi la storia della Vilnius, N, L e A. Mi stanno raccontando una storia di dignità, una storia di lavoratori che non lottano tanto per il posto di lavoro, quanto piuttosto per una diversa idea di società, che rimetta al centro le persone invece dei capitali.